È in fin di vita il ventenne accoltellato all'addome in strada da un 66enne a Mussetta di San Dona di Piave, qui lungo via Noventa, all'altezza del civico 79. L'accoltellato aveva accompagnato un amico, arrivato con lui da fuori regione, a trovare la sorella trentenne per calmare il clima di tensione creatosi tra lei e il marito di 40 anni. Durante la visita è scoppiata una lite familiare, degenerata con l'arrivo di una quinta persona, pare il suocero 66enne della ragazza, tutti connazionali di origine albanese. Dalle parole anche pesanti si è passati alla rissa anche all'esterno dell'abitazione. In questo contesto il 66enne ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il ragazzo all'addome. Il ragazzo sanguinante, dalla ricostruzione che siamo riusciti ad avere, si sarebbe poi avvicinato alla costruzione che vedete alle mie spalle, dove c'è una pizzeria al taglio. Lì sarebbe stato soccorso, sono stati chiamati i carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto e grazie alle indicazioni raccolte hanno anche arrestato immediatamente il responsabile, evitando così che il fatto potesse essere ancora ulteriormente aggravato. Il ventenne, soccorso dal SUAMI 118 e trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Il 66enne fermato, come detto, dai carabinieri di San Dona di Piave con l'accusa di tentato omicidio. Indagini in corso.